Salvini ha chiesto alla Polizia Postale di individuare chi inneggia al terrorismo attraverso i social. Qual è il suo pensiero? Ha ragione, dobbiamo contrastare in ogni modo il terrorismo che è sì sfinito ma è ancora attivo in frange diciamo forse senza controllo, che è ancora peggio, cioè improvvisamente può capitare che qualcuno in Occidente faccia un atto per onorare la sua fede musulmana. È vero che i moderati sono prevalenti, ma basta il 10% di fanatici terroristi per minacciare uno Stato, nel senso che non abbiamo la possibilità di prevedere l'imprevedibile. Quindi qualunque azione preventiva va riconosciuta come legittima e questo spiega il consenso che ha Salvini. Io addirittura ho detto ieri sera a Matrix che mi sembra sbagliato dare tutta questa propaganda, cioè dai una notizia al telegiornale, poi non è che fai 2 ore di approfondimento per far vedere le stesse immagini con i terroristi che minacciano, i terroristi minacciano, ma se c'è uno sconsiderato che gira per Agrigento è pericoloso, bisogna cercare di fermarlo, ma non è che gli dai 2 ore di televisione, 6 ore di televisione, per cui dobbiamo anche, come dire, avere la forza di non fare altoparlanti e moltiplicatori della propaganda di questi disperati che vanno semplicemente repressi e cacciati in tutti i modi, così come dice Salvini.